Care amiche e cari amici, rieccoci per il nostro secondo appuntamento. Spero che abbiate trascorso le festività natalizie di inizio anno in serenità, nonostante il periodo complicato che stiamo vivendo. Proprio per questo, Appenzeller Museum, in collaborazione con l'associazione Un Sorriso in Più, non potendo temporaneamente ospitarvi, porta direttamente a voi alcuni degli oltre 65.000 pezzi delle proprie raccolte. Dicono che l'uomo primitivo, prima ancora di parlare, cantasse. In effetti la musica è uno strumento di espressione istintivo che riesce a comunicare i nostri sentimenti in modo molto più immediato della stessa parola. Ma non tutti possono seguire l'esibizione di un cantante o partecipare ad un concerto. Per questo l'ingegno umano si è dato da fare per catturare la musica, imprigionarla in un mezzo tecnico e renderla così riproducibile in qualunque posto e in qualunque momento. Quello che oggi diamo per scontato e quasi banale, un secolo fa era un grande problema. Ma entrate con me al museo ed esaminiamo uno di questi strumenti, nato ormai 130 anni or sono. Siamo entrati nella stanza dell'eterna armonia del museo. Innanzitutto non fatevi impressionare da questo nostro amico. La stanza si chiama così perché vi sono armonie di tanti tipi. Oggi ci vogliamo però concentrare sulla principale delle armonie, la più nota, la più classica, che è l'armonia musicale. Però noi parleremo più in dettaglio di apparecchi musicali, cioè di quegli apparecchi che nel tempo l'uomo ha costruito per poter riprodurre la musica. A fine 1800 venne l'epoca delle esposizioni universali piuttosto che delle grandi fiere, oppure anche semplicemente di mercati molto importanti. Vi erano persone che giravano con questi pianoforti. Ora sembrerà strano, ma questo, anche se non ha i tasti, si potrebbe definire un pianoforte, e venivano utilizzati per suonare la musica e rallegrare così le persone che partecipavano alle fiere, oltre che far vedere un apparecchio piuttosto magico, perché suonava praticamente da solo senza l'intervento umano. In realtà questo si può chiamare come l'antenato dei jukebox. Fu costruito da Ottina e Pellanda Novara nel 1896 ed era un vero e proprio jukebox, perché c'era una feritoia dove venivano inseriti 10 centesimi, la monetina scendeva, faceva scattare un meccanismo e metteva in funzione questo pianoforte, il cui termine tecnico in realtà è piano a rullo meccanico. Ovviamente anche questo non funzionava con la corrente elettrica e aveva la necessità di essere caricato. Quindi qui vediamo che c'è una manovella ruotando la quale si caricava il meccanismo che metteva in funzione il rullo. Dopodiché un'altra manovella permetteva di spostare leggermente un rullo e quindi poter cambiare la canzone. Questo è un apparecchio abbastanza importante perché ha la possibilità di suonare 10 canzoni diverse. Sicuramente sarete curiosi di sapere com'è il suo interno, quindi adesso lo vediamo. Vedete subito questa prima parte che praticamente è del tutto simile a quella di un pianoforte, perché abbiamo i martelletti che picchiano contro le corde. Mentre invece questo è proprio il cuore del meccanismo. Abbiamo questo grande rullo dove sono inseriti tutti questi chiodi che ruotando mettono in azione i martelletti per poter ottenere le varie combinazioni musicali. I chiodi possono essere più o meno lunghi,
per determinare la durata della nota. Adesso lo mettiamo in funzione. Bisognava anche essere abbastanza robusti per fare queste operazioni. Questi che vedete sono due grammofoni abbastanza anziani perché sono del 1906, sono stati costruiti negli Stati Uniti, nel New Jersey, e la marca è una Victrola e funzionavano ovviamente con dei dischi che oggi praticamente sono introvabili perché sono dischi in vinile e hanno sicuramente un certo peso e una certa consistenza. Questo perché per poterli ascoltare bisognava usare i famosi bracci con le puntine e quindi dovevano essere piuttosto robusti per non danneggiarsi subito. Il funzionamento è semplicissimo, siccome non c'era la corrente elettrica in tutte le case, bisognava caricare con una molla il motorino che mette in rotazione il disco, per cui era anche un bel esercizio per farsi i muscoli. Dopodiché si metteva in azione il disco, si abbassava il piatto e iniziava la musica.
c'è una collezione abbastanza importante di dischi in vinile e vi volevo far vedere una collezione abbastanza particolare che riguarda le favole. Questa è la favola di Pinocchio, però è molto particolare perché questi sono dei dischi del 1930 e vedete che tutta la storia è suddivisa in capitoli e ogni capitolo ha il suo disco con la scenografia, con lo sfondo che racconta il momento in cui si svolge una determinata situazione. Ma la cosa veramente interessante è che vi erano anche tutti i personaggi che venivano ritagliati nel cartoncino. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che mentre i bambini di una volta ascoltavano la fiaba, non solo ascoltavano le parole e la musica, ma partecipavano attivamente in quanto utilizzando le scenografie e i personaggi potevano diventare essi stessi partecipi del racconto. E questo era veramente un modo molto interessante per mantenere attiva l'attenzione dei bambini. Se facciamo un salto di 50 anni entriamo in strumenti che sono sicuramente nel ricordo di molti di voi. Vi volevo far vedere in particolare questo piccolo magnetofono che è della Geloso, una famosa casa che trattava apparecchi fonografici, del 1952, è l'anno in cui la registrazione magnetica è entrata in tutte le case. Era un apparecchio molto semplice, anche se oggi sembra veramente antidiluviano, abituati come siamo a utilizzare tutti i telefonini, con i suoi tasti per poter registrare, poter ascoltare, poter riavvolgere, regolare il volume e funzionava con 2 velocità. Venivano utilizzati dei nastri magnetici dove si incidevano le canzoni piuttosto che il parlato. Per dare l'idea possiamo provare a sentire cosa abbiamo su questo nastro. Ricorderete sicuramente tutti la famosa Only You che era di moda proprio negli anni 50. Bene amici, potrei passare delle ore ad illustrare tutti gli apparecchi riproduttori di musica del museo, ma ho preferito concentrarmi solo sui 3 forse più rappresentativi. Avrò il piacere di mostrarvi gli altri in occasione di una vostra graditissima visita in presenza. Questi strumenti, che oggi ci sembrano complicati ed anche un pochino assurdi, al loro apparire suscitarono grande impressione, dando l'idea di come il progresso, anche nel campo musicale, stesse facendo passi da gigante, consentendo a tutti di poter godere della gioia della musica. Non mi resta che augurarvi una buona continuazione d'anno con un arrivederci al prossimo appuntamento.